Il 7 agosto a Prizzi per il Fashion Day, qua Omar Bolognesi e le ragazze dell'associazione Mediterranea. Come potete vedere non stanno facendo brutti gesti, ma facciamo vedere la maglietta, la magliettina. You know what I mean. I wanna hear you shouting for more. It's time to stomp. Do what you want, but stomp. We'll move around, jump up and down. Vediamo chi è la più brava, guarda, guarda. Chi è più brava di me? Vediamo chi è più brava. Salve ragazze! Ciao! Le ragazze dell'associazione Mediterraneo. Sì. Ma la componente maschile dov'è? Si è persa. Ah, è andata a farsi un giro. We'll stop your feet, oh well in time with the beat. Stomp across the big dance floor. Let's hear you scream, you know what I mean. I wanna hear you shouting for more. It's time to stomp, do what you want, but stomp. We'll move around, jump up and down, whatever comes to your mind. Come on and groove, you got to prove that you have it up the real. Com'è stato il prima e il dopo? Allora, il primo è faticoso, il dopo soddisfacente. Il prima? Ansioso. Tutto il pomeriggio? Ansioso, caldo, snervante, soprattutto, effettivamente molto snervante. Il dopo? Ora? Quindi. Contentissima, il durante è stressante, il durante Bello, è stressante. bello. Finalmente è finita? Bene, è finita, è andata bene, benissimo. Sono contenta. Qual è stato il vostro ruolo all'interno della serata, dai? Organizzatrici, protagoniste, arredatrici, tutto. We'll stop your feet, oh well in time with the beat. Stomp across the big dance floor. Let's hear you scream, you know what I mean. I wanna hear you shouting for more. It's time to stomp, do what you want, but stomp. We'll move around, jump up and down, whatever comes to your mind. Come on. Per esempio cosa hai fatto? Dai, una cosa difficile che hai fatto. Chilometri e chilometri. Lei faceva la chilometrista, poi? Sfilato, organizzato in parte perché ho lavorato, quindi diciamo che ho partecipato poco all'organizzazione, però quando finivo stanca morta e ci andavo anche. Ok, lei non ha fatto niente, mandatela via. Parliamo di Giovanni, il presidente dell'associazione. Sì. Prendiamolo un po' in giro, dai. Niente. È vero, è vero. Più o meno partecipe, solo ordini. Dava ordini. Che non abbiamo eseguito. No? Tutto di testa nostra, tutto. Cause the music will never end. Just carry on and get totally gone. Go out and tell all your friends. Oh, it's time to stomp. Do what you want, but stomp. Nonostante tutto gli facciamo un applauso perché è stato presente. Eccolo qua, e ci ha ok. aiutati. Hey girl, believe me when I say there's a place where we can stay together far away. Step into a land where the sun will always shine. Come and take my hand, baby, say that you are mine. Just follow me and close your eyes. Do it
teenage paradise. Tutta la giornata dedicata a questo grande evento, questa sfilata, questo defilé di moda. Tra l'altro hanno partecipato tantissimi sponsor, tantissime ditte comunque a sfilare, essere presenti in passerella. Com'è stato? È stato un evento grandioso, principalmente per i ragazzi che sono stati i protagonisti principali della manifestazione. Ringrazio tutto lo staff che sono stati loro a dare vita a questa manifestazione. Ringrazio principalmente pure i ragazzini, tutte le ragazze e i ragazzi che hanno sfilato di Prizzi, perché non è facile secondo me salire su un palco, mettersi diciamo in mostra. È stata una cosa bellissima, spero che il prossimo anno sarà ancora più bello. Heart will always cry if you don't leave that other guy. Without you I could die. Only for you and me there's a place where we can stay. Only for you and me together far away. Just follow me and close your eyes into a teenage paradise. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale perché ci dà tanto sostegno, il sindaco Luigi Vallone, voglio ringraziare tutte le attività produttive che ci hanno dato sostegno per questa manifestazione. Siamo riusciti a portarla a bordo senza chiedere neanche una lira, neanche un euro. Into a teenage paradise.